Di 1492 Ajaccio fu trasferita allo luogo attuale dai Genuesi. Di 1553 fino al 1559 sono i francesi che tennero la città e sono quelli che costruiscono la cittadella. Dopo il trattato di Cateau-Cambrésis, il re di Francia, Francesco II, ridà a Corsica la Repubblica di Genova e Ajaccio ad Atene i suoi armi. Sotto a Genova, solo i genuesi potevano campare nella città. Sono giunti 100 famiglie di Genova con qualche nobili. Ajaccio è una colonia. I corsi, i quelli nati in un circondo, anche di razza genuese, non potevano tenere le funzioni. Fino al XVI secolo, gli anziani domandano di cambiare il suo funzionamento. Di 1572, la città era amministrata dal Consiglio e gli anziani. Gli anziani erano i sei, 4 genuesi e 2 corsi. A principio di ogni annata, con il commissario degli anziani, si metteva in una scatola un nome di tutti gli uomini d'Ajaccio di 20 anni e si tirava 60 nomi, 36 genuesi e 24 nativi. Mega corsi, nativi. Questi 60 persone aduniti con gli anziani formavano il consiglio della città per un'annata. Di 1577 e di 1658 sono cambiate le modalità ma verba sempre il sistema. I genuesi hanno sempre privilegi. Ci vuole aspettare il 27 gennaio del 1575 perché Ajaccio ricevesse le sue armi e usa moto a sua formula sic adiacenses in Republicam Genuensem. Così sono gli abitanti di Ajaccio verso la Repubblica di Genova. E questo moto ci rimanda a ciò che è stata detta innanzi. Ecco la prima versione delle armi ajacini. Fondo turchino, azzurro, a colonna d'argento con una corona antica di stesso colore e lo scudo genuese. La colonna è tenuta da 2 diagari, 2 livrati, posta accanto a una terrazza di sinopia, una terrazza verde. Sinopia, azzurra, sono nomi propri all'araldica. Accanto alla colonna ci sono le armi di Genova e segno che Ajaccio è una colonia genuese. Libertà per gli ajacini. Le armi sono cambiate qualche volta. La città ha pigliato l'arma di famiglia Colonna, ripiazzando i livrati da 2 leoni d'oro. Perché in Corsica e soprattutto in Ajaccio, leoni ne avevamo dappertutto. Lo scudo genuese e il moto sono cacciati. È segno di indipendenza. Indipendenza, verso Genova, perché la corona sarebbe quella del Regno di Francia. Libertà per gli ajacini. Torna. Ecco la storia del blasone di Ajaccio e per una volta non si parla mica di Napoleone. Farà di un video non t'allarmi di altri paesi e città di Corsica e la prossima sarà Bastia. Ajacini, spartiti.